Bonus, agevolazioni sono sempre parole che fanno piacere ben sperare. Rossana Bettera. Sì. Di che cosa si tratta? Allora, diciamo qualche che fondamento? dentro, sempre per quanto riguarda bollette e quant'altro, c'è anche una parte, come diceva Nicoletta prima, insomma una parte positiva, che sono i bonus previsti per chi ha redditi bassi, e quindi anche quest'anno ci sono, ed è bene che i nostri pensionati, se rientrano dentro le condizioni che adesso Nicoletta spiegherà bene nel dettaglio, passino alle nostre sedi, insomma, perché anche da noi si possono fare le domande, oltre che rivolgersi direttamente ai comuni, agli enti sociali, insomma, quant'altro. E allora, vediamo un po' di che cosa si tratta. Dunque, chi è che ha diritto a questi bonus? Allora, i bonus hanno diritto tutte le persone che hanno un ISEE che non supera gli 8.107,5 euro per le famiglie composte al massimo da 2 componenti, fino ad arrivare a non superare per più di 4 componenti in famiglia i 20.000 euro. Di persone indigenti, cosiddette. Sì, che hanno un disagio economico che appunto va valutato secondo questi parametri ISEE. L'ISEE viene fatto al CAF e poi appunto o all'ufficio dello SPI o al CAF direttamente o al comune, o anche attraverso i siti internet appositi si possono scaricare tutti i moduli per fare la richiesta del bonus, che poi verrà vagliato dallo SGAT, che è l'ente che appunto si occupa di erogare o meno questo bonus. E si deve rinnovare ogni anno, perché il bonus ha validità 12 mesi, viene erogato in bolletta non tutto insieme ma spalmato nell'anno, e per quanto riguarda la luce si ha un bonus che appunto rispetto ai componenti varia dai 125 ai 184 euro all'anno, mentre per il gas il calcolo del bonus è un po' più complesso, perché varia da territorio a territorio, varia per i componenti familiari, e anche se io ho solamente l'acqua e l'uso cottura per il gas, oppure ho anche riscaldamento, quindi qua c'è questa distinzione da fare, che può essere fatta o attraverso il sito dell'autorità per capire bene l'importo che mi spetta del bonus gas, oppure anche rivolgersi insomma agli sportelli, Federconsumatori, SPI, e aiutiamo chi ne ha bisogno. C'è poi una cosa interessante, perché da luglio è possibile fare richiesta per il bonus idrico 2018. Sì, effettivamente questo fino a quest'anno non era possibile richiederlo, non c'era proprio, invece da luglio si può fare la domanda per il bonus idrico, che poi ovviamente avrà validità non solo da luglio ma comunque per tutto il 2018, e in questo caso non verrà fatto un bonus in euro, corrisposto in euro, ma verranno abbonati 50 litri al giorno di acqua, che è il consumo minimo per ogni persona. Ecco, questo però è importante sapere, perché gli sconti sono poco conosciuti, no? Sì, infatti noi paghiamo, come dicevamo prima, nei famosi oneri di sistema, anche una quota per il bonus luce e gas in bolletta, ma poi ne usufruiscono solo un terzo degli aventi diritto. Quindi vuol dire chi ha diritto, e per saperlo, magari se non ha ben chiare le cose, va presso le sedi dello Spicigello di Federconsumatori e si fa vedere se ha diritto oppure no a questo bonus. Può essere interessante. Certo. Poi anche in questo caso noi stiamo spingendo perché vengano semplificate anche le modalità per fare domanda del bonus e riceverlo, perché potrebbe anche essere fatto un automatismo dall'INPS che ha i dati ISEE, e quindi si potrebbe anche erogare automaticamente. Ecco, per quanto riguarda i bonus, vanno richiesti presso la sede del comune, vero? Sì, allora generalmente quando si va al CAF e si compila il modulo ISEE, poi una volta pronto è il CAF stesso che generalmente provvede sia a dare i documenti. Buongiorno Elena, lei e i suoi ospiti. Secondo me la scelta tra un gestore e l'altro la dobbiamo identificare nella gestione e rapporto con la clientela, la prontezza di intervento, la risoluzione delle problematiche di bolletta, e non sui costi che sono quasi identici per una famiglia che ha medi consumi. Gianni da Padova.
E questo può essere una valutazione effettiva, perché poi più o meno la differenza è un po' minima, no? Sì, è un po' quello che dicevo anche prima, no? Perché magari si può trovare anche nel trova offerte dell'autorità l'azienda che fa il prezzo più conveniente, ma poi la gestione amministrativa è scarsa, quindi c'è magari ritardo nelle bollette o comunque il servizio clienti non è efficiente, e quindi ci sono dei disagi che magari pagando un po' di più e avendo un venditore più efficiente si possono evitare. Magari se hanno delle sedi fisse sul territorio e la garanzia di interagire Ancora con meglio, delle persone, ancora che meglio. questa è un'altra cosa importante, certo, che non con sicuramente. entità o centralini con sedi chissà dove, che creano grandi disguido, soprattutto magari a chi ha una certa età. Per quanto riguarda il valore delle agevolazioni? È quello che dicevamo prima per quanto riguarda il bonus, che sono quei tra i 125 e i 184 della luce. Perché varia dai componenti della famiglia. Varia dai componenti, perché fino a 2 componenti abbiamo i 125 euro all'anno, e invece da 3 a 4 componenti abbiamo i 153 euro l'anno, fino ad arrivare ai 184 euro l'anno per chi ha più di 3 figli a carico, e quindi più di 4 componenti. E in quel caso l'ISEE è un po' più alto come minimo, perché arriva a 20.000. Invece per il gas? Per il gas c'è sempre lo stesso limite di reddito per poterlo richiedere, però per avere un importo, cioè per capire bene per ogni singola utenza quanto ammonta l'importo del bonus, bisogna fare un conteggio non solo rispetto a quanti componenti ho in famiglia, ma anche se ho solo l'acqua e l'uso cottura, oppure anche il riscaldamento, e in quale zona risiedo. E questo sono tutte variabili che l'autorità mette a disposizione appunto nel sito, uno schema per poterlo calcolare, però si fa un po' fatica a calcolarlo così a spanne. Allora, abbiamo 3 minuti a disposizione. Che cos'altro è bene ricordare ai nostri telespettatori, che magari tante volte può sfuggire, Rosanna, un po' in generale, anche delle vostre iniziative che fate? Sì, allora delle nostre iniziative noi siamo sempre a disposizione per qualsiasi informazione, per avere il foglio, per poter avere stampato, no? Se uno è iscritto viene da noi, gli stampiamo l'OBSM, e gli stampiamo la busta, come dire, paga del pensionato, perché i nostri anziani non tutti hanno il computer e sono in grado di fare queste cose. Diamo queste informazioni sulle varie agevolazioni. Quindi possono essere chieste direttamente ai vostri sportelli? Sì, nel senso che poi dopo, semmai, sono anche i nostri che rinviano allo sportello della Federconsumatori, oppure se c'è da fare l'ISEE fissiamo l'appuntamento presso il CAF, se c'è un'altra pratica presso il patronato, insomma lo SPI fa un po' da filtro, no? per molte questioni, e poi direttamente lo ripetiamo perché credo che questa è la parte a cui teniamo particolarmente, quello del controllo delle pensioni. Dicevamo, no? Quando una pensione è relativamente bassa bisogna essere sicuri di aver chiesto tutto quello di cui si ha diritto. E soprattutto chi è quindi proprio controllarla, verificare, porsi la domanda, quindi non essere mai convinti che sia tutto a posto, non fidarsi. Tutto va chiesto, no? nessuno ti regala niente, diciamo, no? neanche lo Stato. E a volte ci si dimentica di chiedere dei diritti a cui si hanno, certo, si proprio, sono soprattutto le persone più in difficoltà, più fragili, perché chi ha più strumenti è più informato e quindi sa anche far valere i propri diritti. Chi è più fragile, che più è in difficoltà, ha bisogno di farsi aiutare, e noi siamo a disposizione. So che non c'entra niente con il tema della trasmissione, ma vorrei sapere qual è la vostra posizione su questa possibile alleanza Lega 5 Stelle. Come la vede il sindacato? Saluti da Mestre. No, niente, noi rispetto alla politica, diciamo, noi abbiamo le nostre piattaforme, le nostre richieste che facciamo e che presentiamo a qualsiasi governo si formi,
Abbiamo ormai una piattaforma in piedi da 2 anni, che è quella proprio sulle pensioni, sulla rivalutazione delle pensioni. L'abbiamo soprattutto sulle pensioni dei giovani, pensioni future dei giovani, quindi una richiesta forte di costruire insieme una pensione di garanzia, perché per la crisi che abbiamo attraversato. Però non vi esponete politicamente, insomma, no, visto che gli iscritti sono un po' appartenenze trasversali. L'autonomia del sindacato è autonomo E vuole mantenersi. il sindacato fa il sindacato e la politica e i partiti facciano. E dopo voi vedrete che posizione assumere. Quello che noi chiediamo è serietà e non illudere le persone. Perfetto. Detto questo, io ringrazio tanto Federconsumatori quanto Rosanna Bettella dello SPCGL del Veneto di averci supportato. Come sempre voi potete scriverci, mandare messaggi, preferibilmente contattate le sedi presenti su tutto il territorio dello SPCGL o di Federconsumatori. Comunque avete visto, SPCGL fa da filtro e poi i casi che invece sono più di competenza dell'Associazione dei Consumatori li manda direttamente. Non temete, i problemi vengono risolti, basta affidarsi alle persone che hanno competenza. Buon proseguimento e naturalmente a prestissimo.